che è un libro di novella, bon, il y en a d'autres, et le premier livre de novella che Foggy, che s'appelle Le livre d'Aurélu, che è tombé de la novella, che fu un bon plore chaubuda, qui est un bon petit livre, qui disons, qui. Et alors, après, m'est passé un moment, la novella, bon, me lascerai un vieux de faca ancora mai, et écrivi un petit roman tout petit, mais qui fut fort, qui me donnait de main à écrire, qui s'appelle Le Darrier de Lubatera, qui est un roman qui se passe à la maison, et qui est appunto l'istoria malefica di un uomo che crea gli fai qualcosa di terribile, che vede un po' un uomo lù, enfin bon, e après, alors, perché avevo envie di scrivere un po' più léger, si che era possibile, perché je suis ancora che ero patolomane, bon, come alors, mi sei lanciato in un roman di capo e di spaso, che fu amusant periodo di scrivere, che li sa ancora, je sais pas si le monde j'ai aimé ou j'en lesi, ma fin che che era un progetto periodo di scrivere Il vent in la pluma, seguì della Ila Zuluson, che sono un roman. Et alors après, il y a d'autres petits écrits qui me tenaient bien à cœur, qui m'aiment tout plaît. Un qui s'appelle Chaudy l'Openu, qui est un livre un peu fantastique, mais qui est basé sur de la historia vertadiera qui me figurait contata quand ero Medici. Era storia terribile, e che era storia terribile su un conto da un uomo per una lepre, che è un animale un po' fantastico, e che all'arrivo di un momento comprende che la storia su un lode sovito, fino a me. Et qui, bon, il y a après le Braveisur des Perdiliotto, qui est un tout petit livre sur une histoire pas spéciale. Et alors après, il y a tout la coro de roman policier. Qui, alors, comme après, je ne sais plus comment dire comment, mais enfin, il m'a tout le roman policier, donc on a écrit un cordelato, ne ho 6 dei certini, ne ho 7 che è in train di Repubblica. Per ciò che il perché di scrivere in occitan, saprei pas dire. Ho toujours envie di scrivere, sapevo che un giorno scriverò, non so comunque, il y avait un paio che scrivevo da ça. Non è un libro, ma un libro fort. E a questo momento che si trova che fu la rivoluzione occitana della noda di 1970, che ho 40 e che mi pare che tutto è naturale di scrivere in occitano, che in francese non avevo mai provato, che era per la pena di non apprendere mai. E dunque, che scrivi per il primo co, la piccola novella del libro d'Aurélu, e en même temps della piccola storia risulenta che appare in un piccolo revue che noi abbiamo letto, che si chiama 22, e che vede una delle sorti è un disco, perché allora che la storia che sono pas, bon, insomma, plogenta, che sono le storie di un villaggio in cui il mondo, il medici, il curé, eccetera, e che si chiama la cronica dei Venti Buffons, che sono tout à fait amusanti, che si può lesi senza difficoltà.